Buonasera e benvenuti alla nuova edizione del TG di Prealpina.it. Apriamo con il maltempo. Un meteo anomalo, quello che ha interessato oggi Varese, parte della provincia e anche la sponda piemontese del Lago Maggiore. Nel tardo pomeriggio la città giardina è stata imbiancata da neve ghiacciata, accompagnata da tuoni e lampi. Le immagini nel servizio di Luca Spriano. Metà Varese e altre zone della provincia imbiancate. All'improvviso, poco prima delle 17:30 di oggi, palline di ghiaccio hanno ricoperto le strade della città giardino, accompagnate anche da tuoni e lampi. Il fenomeno è descritto anche come neve tonda, palline di ghiaccio opache e solide che cadono da una nube. Un pazzo meteo che ha investito non solo Varese e il circondario, ma anche nella prima parte della giornata il Lago Maggiore. Il maltempo, secondo le previsioni, proseguirà anche nei prossimi giorni. Come sarà la Varese dei prossimi anni? Il sindaco e l'amministrazione comunale lo spiegheranno martedì 27 alle 18 a Palazzo Estense, illustrando alla cittadinanza le linee guida del PGT, il piano di governo del territorio. Ce ne parla Barbara Zanetti. Ci si avvicina al PGT, il piano di governo del territorio della città di Varese, e martedì 27 febbraio alle ore 18 a Palazzo Estense tutti i cittadini sono invitati a intervenire nel Consiglio Comunale aperto. Verranno infatti spiegati gli obiettivi e i primi indirizzi strategici del nuovo PGT che la città attende da 10 anni. Si tratta di un documento corposo che tratta vari aspetti del futuro della città e del nostro strumento urbanistico. È un documento che parla di verde, di biodiversità, di welfare locale per una città inclusiva e attrattiva per l'abitare e per il lavoro, un documento che parla di turismo e di sistema culturale diffuso, di sport e tempo libero, e di una Varese multicentrica per una città dalla mobilità sostenibile. Sono gli indirizzi una cornice entro cui poi declinare il futuro della città con i passi successivi verso l'approvazione del PGT. Un tuffo e una nuotata per sensibilizzare circa il problema dei rifiuti e lanciare un messaggio che convinca tutti a remare in direzione della ecosostenibilità. È accaduto oggi all'Aveno Mombello. Il servizio. Si è tuffato questa mattina nelle acque gelide del Lago Maggiore per una nobile causa: sensibilizzare l'opinione pubblica sull'ambiente e sui rifiuti. Protagonista Enzo Favoino, coordinatore tecnico-scientifico del progetto Spesa Sballata. Ha nuotato per 1 miglio nel Golfo di Laveno. L'acqua aveva una temperatura di circa 8 gradi. Il motto dell'impresa: dalla sfida sportiva alla sfida quotidiana per ridurre i rifiuti. Perché all'Aveno Mombello? Perché qui è la maggiore concentrazione di esercizi commerciali aderenti a Spesa Sballata e perché il Lago Maggiore è stato individuato da uno studio di Unibicocca del 2023 tra i laghi con la maggiore contaminazione da detriti di plastica. L'econuotata è cominciata questa mattina alle 10:30, l'onda lunga del messaggio sociale si spera che duri a lungo. Manifestazioni per la pace, oggi in tutta Italia e anche nel Varesotto. Nel capoluogo 2 le iniziative che hanno caratterizzato la giornata, il servizio di Paolo Grosso con immagini di Blitz. No a tutte le guerre, cessate il fuoco immediato. Manifestazioni in tutta Italia oggi, sabato 24 febbraio, secondo anniversario dall'inizio della guerra in Ucraina. Cittadini in piazza in numerosi centri del Varesotto e anche nel capoluogo. 2 le manifestazioni di oggi a Varese, una si è tenuta al mattino in Piazza del Podestà, l'altra nel pomeriggio in Piazza Montegrappa. A organizzarle numerosissime e svariate associazioni, oltre ad alcuni partiti di centro-sinistra. Il no alle guerre è stato urlato e scandito forte e chiaro, con riferimento all'Ucraina, alla Palestina, ma anche a tutti i conflitti dimenticati o comunque senza i riflettori addosso. Conflitti che continuano a incendiare il mondo e a mietere vittime. Busto Arsizio e Propatria in lutto. È morto Gipo Calloni, uno dei personaggi più amati del mondo bianco-blu. Il servizio di Francesco Inguscio. La Propatria piange la scomparsa di Giampiero Gipo Calloni, ex attaccante dei Tigrotti in Serie B.
Calloni si è spento all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. Attaccante rapido, veloce, Gipo è stato un ottimo goleador. In Serie B ha messo a segno 77 reti con le maglie di Pro Patria, Messina, Verona, Novara e Reggiana. Una volta appese le scarpette al chiodo è diventato allenatore nei settori giovanili di CAS Sacconago, Busto 81 e soprattutto Antoniana, società fondata da suo padre Virginio insieme a Don Leopoldo Crespi. Tecnico educatore e sempre attento alla crescita umana oltre che calcistica dei suoi allievi, Calloni è ricordato con affetto e riconoscenza da tutti coloro che l'hanno conosciuto. La società Pro Patria ha espresso il proprio cordoglio con un comunicato ufficiale appena appresa la notizia della scomparsa di Gipo. E restiamo in tema Pro Patria occupandoci della giornata di Serie C. Domani pomeriggio alle 14 la squadra di Colombo riceverà allo Stadio Speroni il Renate. Le parole della vigilia del tecnico dei Tigrotti, Riccardo Colombo. È una partita insidiosa perché loro sono una squadra forte, perché loro hanno una rosa importante, hanno giocatori forti davanti soprattutto. Adesso dietro qualcosina gli manca, bisogna vedere chi riescono a recuperare, però se noi guardiamo la loro rosa è una rosa importante, è una rosa che davanti ha 4 giocatori forti, che giocano 2 e entrano 2, hanno comunque un giocatore come Bocalon che ha fatto tantissimi gol e che in aria, io penso che a livello di movimenti non ce ne siano tanti più bravi di lui in questa categoria, a livello di movimenti in aria, quindi dobbiamo veramente fare una grande partita di attenzione, di aggressività, di essere efficaci, questa è una parola che questa settimana abbiamo usato tanto, e di essere sempre sul pezzo per 95 minuti, 100 minuti, quanto durerà la partita. Ancora calcio, ci occupiamo degli anticipi di oggi in Serie D. Sabato da copertina per la Varesina che vince e sale in testa alla classifica, pareggio esterno del Varese. Il servizio di Luca Spriano con le immagini relative a Varesina Arconatesi di Domenico Ghiotto, agenzia Blitz. Colpo grosso della Varesina nell'anticipo del girone B di Serie D. La squadra di Marco Spilli ha battuto l'Arconatese scalzandola dal primo posto. Ora la leadership è proprio delle Fenici. A Venegono Superiore, davanti a circa 600 spettatori, la Varesina ha ipotecato il successo nel primo tempo grazie ai gol di Pertosa e Sali. La reazione dell'Arconatese si è fermata alla rete del 2-1 siglata da Quaggio nel finale. Varesina in testa dunque in attesa delle gare di domani, in particolare di quella del Caldiero. Nel girone A invece il Varese ha pareggiato 0-0 sul campo della Fezzanese, biancorossi in 10 nell'ultimo quarto d'ora in seguito all'espulsione di Molinari. Presentata a Brunello la 41esima edizione del Piede d'Oro, circuito podistico del Varesotto. 20 gli appuntamenti a partire dal 3 marzo con la Marciando per la Vita a Varese e fino a ottobre. Il servizio di Antonio Triveri. Passione ed emozione alla presentazione della 41esima edizione del Piede d'Oro, il circuito podistico di podismo del Varesotto. Si comincerà domenica 3 marzo con la 39esima edizione di Marciando per la Vita, si concluderà domenica 20 ottobre con i 110 anni del cross country dei 7 campanili a Cavaria Compremezzo. Il presidente Angelo De Mieri ha illustrato il calendario di tutti i 20 appuntamenti di un calendario sempre ricco, sempre rinnovato, con tanti appuntamenti tradizionali ma anche nuovi appuntamenti. Tra gli altri è stato premiato il direttore della prealpina Silvestro Pascarella, anche egli appassionato di atletica ed ex atleta, con un pettorale numero 1 che è stato consegnato anche a Vittorio Ballerio, da consegnare poi a suo fratello Alessandro, amministratore delegato di Elmec Informatica SPA. Una tradizione che si rinnova, tanta passione in giro per il Varesotto. E ora ascoltiamo alcuni dei temi proposti sulla prealpina in edicola domani. Ce ne parla il collega Marco Raimondi. Grazie Luigi. Domani su Prealpina tante altre notizie oltre alla cronaca, approfondimenti e opinioni, a partire dall'analisi del nostro direttore Silvestro Pascarella sulle differenze ancora esistenti tra nord e sud, per passare poi allo speciale salute con pagine dedicate a questo argomento e alla presentazione al Multisala Impero del docufilm su Marcello Lippi che avverrà martedì. Ci saranno poi tutti i particolari sull'organizzazione del Rally dei Laghi
In calendario i prossimi 2 e 3 marzo. L'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna domani alle 19. Una buona serata a tutti.